Il Polesine non è Padova, il Polesine non è Verona, ha delle sue specificità ineliminabili. Quali? Ma innanzitutto la dispersione, cioè pochi cittadini sparsi in un territorio molto grande, esattamente il contrario delle concentrazioni che possiamo trovare a Padova, a Vicenza e a Verona. E dall'altra parte c'è una popolazione anziana che ha bisogno di più cure e ha bisogno di più farmaci e quindi ha bisogno di più attenzione da parte della regione e del sistema sanitario. Dal punto di vista matematico significa che per una popolazione come quella polesana, 250.000 persone, poi le cifre sono diverse. Ma proprio per questa caratteristica di bisogno di cure e di consumo di farmaci, nei finanziamenti territoriali c'è stato un aumento legato a questo, su parametri che per compararli alle altre province portano la provincia di Rovigo ad avere finanziamenti come se avesse invece di 250.000 abitanti ne avesse oltre 300.000. Questa è chiaramente una risposta che risponde a delle regole più complessive. Questo non significa che i cittadini di Rovigo riceveranno meno cure, riceveranno delle cure adeguate alle loro caratteristiche. Questo significa anche che gli ospedali del Polesine non saranno toccati. Ma la filosofia del nuovo piano sanitario è esattamente opposta a quella della chiusura degli ospedali. Dobbiamo metterci d'accordo su cosa intendiamo per ospedali. L'obiettivo è quello di creare strutture sanitarie nel territorio che rispondono ai bisogni dei cittadini. Quindi non più i cittadini che vanno in ospedale, ma la sanità che crea delle strutture vicino a loro affinché i cronici, cioè gli anziani che hanno malattie che vengono oggi governate attraverso i farmaci, attraverso determinate cure, possano ricevere queste cure non andando in ospedale ma in strutture sanitarie vicino a casa loro.